Bentornati e bentrovati a Storie. Grazie a Tirteo, il poeta di cui abbiamo cominciato a raccontare qualcosa nelle ultime puntate, abbiamo aperto uno squarcio importante su Sparta. Sparta era una delle due grandi città che sapete dell'antichità greca, Atene e Sparta. Dovremo poi vederne meglio gli sviluppi dal punto di vista storico successivamente, ma Tirteo ci racconta già qualcosa di importante per Sparta. E cosa ci racconta? Ci racconta l'organizzazione sociale di Sparta, che era significativa all'epoca. Infatti avevamo gli Spartiati, che erano proprio gli abitanti di Sparta, e poi avevamo le comunità vicine che in qualche modo subivano la protezione di Sparta. Interessante subire la protezione, avevano bisogno della protezione degli Spartiati, ma erano in qualche modo destinati a soccombere di fronte alla potenza degli Spartiati, e questi si chiamavano Perieci. I Perieci erano le comunità attorno a Sparta che gli Spartiati proteggevano. E poi c'erano i gruppi di persone senza diritti, senza cittadinanza, che in qualche modo erano schiacciati dal sistema spartiata, che erano per l'appunto gli Iloti. Gli Iloti erano queste comunità di umili, quasi di schiavi, quasi di persone, di servi, che difficilmente riuscivano a trovare una propria strada di emancipazione. Ecco, questa società così profondamente rigida, così profondamente rigidamente inquadrata, proprio in questi tre ordini, gli Spartiati, gli Iloti e gli Iloti e i Perieci, aveva bisogno di un sostegno, di un supporto fondamentale, e questo supporto fondamentale era di tipo ideologico. Qual era il supporto ideologico che stava alla radice dell'organizzazione della società spartana? Che l'individuo deve cedere il passo alla comunità, che la comunità è più importante dell'individuo, che l'affermazione del valore collettivo è più importante del valore individuale. Siamo agli antipodi dell'etica omerica, quando l'etica omerica proponeva l'eroe come colui a partire dal quale si costruiva tutta la società. Oggi invece l'individualità, l'eroe, viene messa in secondo piano a favore della comunità, e questo corrisponde a un preciso disegno ideologico che gli Spartiati perseguivano per mantenere il contatto e il dominio su tutta la comunità circostante, fatta appunto di Iloti e di Perieci. Un disegno quindi ideologico, ma un disegno anche militare, un disegno politico che porterà Sparta ad essere una delle città leader del Mediterraneo, e Tirteo, il suo più grande poeta, a essere uno dei più grandi poeti di tutta l'antichità. Come e in che modo lo racconteremo qui, sempre domani, sempre a Storie.